Bisognava che io avesse ciapà e ora dopo i sa. Come è stato sto Covid, mamma? Siete anche, sono anche vecchia, siete anche poco coscienti quando cosa è stato il momento, è stato marzo, insomma, bisogna che facesse un mese di ospedale. Ecco, Lei e anche mia sorella mia figlia, sì. di 58 anni ha fatto 2 settimane con il casco. E dopo non è tutto finito. È stata malata a marzo questa signora che cammina nel centro di Bassano con la figlia, una malattia che la prova ancora. Per questo entrambe sono favorevoli alla terza dose. Io mi sono prenotato e vado a farla immediatamente. Tutto qua. Convinto, non ha avuto problemi con le altre 2 dosi? No, è convintissimo. Penso che la farò, anche se c'è sempre un po' di timore, ecco, diciamo, quello c'è. Io sono assolutamente per la terza dose. Appena saranno passati i miei 6 mesi intendo farla. Non ha mai avuto dubbi? No, nessun dubbio, mi fido della scienza. Io non sarei qui se non fosse per la scienza. No, ovviamente. Ho fatto tutte e 2 le dosi e diciamo che sono pro al vaccino, magari la terza dose stiamo un po' tirando avanti il discorso. A suo nonno la consiglia? Sì. Penso che sia una cosa più che giusta farsi la terza dose del vaccino, anche perché con l'immunità di gregge potremmo comprimere il virus. La libertà per tutti, insomma, che tutti possano usufruire dei servizi, indipendentemente da come la pensano. Scusi se le faccio la domanda e mi risponda solo se vuole. Lei ha fatto le 2 dosi di vaccino? Sì. La terza, la prenotata, la farà? Ma certo, però rispetto anche a quelli che non la pensano come me. Non credo che sia anche una cosa giusta la terza dose, perché visto che abbiamo fatto le 2 e si può prendere anche il corona, credo che anche con la terza dose si possa prendere, quindi o facendo il tampone o facendo il vaccino si possa prendere. D'accordissimo. Sì, Infatti. anzi stiamo aspettando anche noi, siamo dai 40 ai 60, credo che sia la prossima. Magari si convincessero anche non costringerli, però sembra che l'unica strada è quella, quindi magari perché no?